Il racconto seguente fa parte di uno spettacolo di lettura e musica mai ampi, su una Cuninisse, un viaggio immaginario in treno, entre la pianura e la mar, in passante per le Alpi mai a sud della Cina alpina, le marittime. Un viaggio di tempi differenti e universi paralleli, fatto di musica e parole, imprimute di un libro dal tempo e dello spazio. In occasione del premio Stana 2020, a vosaltri, un'anteprima. E via la curenta. Buongiorno a tutti, io sono Daniele Dalmasso e dall'altro canto hi ha Luca Pellegrino. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto e andare a raccontarvi la leggenda della Reino Giano, Madran, c'al fare una picciotta precisazione al periodo storico. Leggenda c'al dire che ia già dins un libro dal 1931, libro di Euclide Milano, studioso del folklore locale, che si suona Nel regno della fantasia, leggende della provincia di Cuneo. Dunque, siamo a metà dal 1300, di un gruppo che stava subendo una serie di carestie dovute al peggioramento delle condizioni climatiche. In effetti, in questi anni qui, il fughet un rapido abbassamento delle temperature che portette a quella che fughet ricordava la picciotta era glaciale, che durò dal 1300 al 1700 o preso. A queste carestie crearono dunque il presupposto per ciò che incapiterà giusto qualche anno preso, la ventura della peste. La peste ha sempre malattia all'uomo, già dins i tempi passati, ma a quella del 1348 fu ricordata come una delle mai grandi pestilenze in capitale. Partia dalla Mongolia, in Asia dunque, dal 1330 popres, a causa delle guerre che aveva avuto in questi anni, se n'era arrivato pian pian fin alle coste del Mediterraneo. E da qui un botte arriva ai porti, fitto, in tal vir de pochi mesi, nani. Tutta Europa fu trucciata dalla peste. Lo conte fu terribile, carche villa contette l'80% di morti. In tutta la popolazione in Europa si baissette d'un terzo. La peste continuò a malattiare l'uomo, de codins l'epoca seguente, a buona regolare cadenza. Ciasche 10, 15, 20 anni sortia un'epidemia di peste, ma l'uomo, in tal tempo, imparò a convivere e a prendere le misure un po' come sono quelle che sono piae in cuore, de blocco, de baramento, in maniera da se poter difendere. In Italia, tristemente conosciuta, a Milano fu la peste dal 1630, a quella dei promessi sposi, che fase tanti morti, coda nos altri. La Iancam baron de testimonianze, come a Pilum e Ciapelle Vutive.
In tutto caso, c'è la rispettar fin verso la fine dell'Ottocento, non di conoscere le reali cause della peste e che si trova finalmente una cura. A l'avanzata della medicina e della tecnica, in tanti anni qui, si è scoperto che la responsabile della peste era una pulles, portata in giari di una particolare specie che Malavia io mesma taccava al colome. Dunque, vi aveva un salto di specie, una malattia endemica di un animale che veniva trasmettuta all'uomo, proprio come la rata volura del cuore. Ma, tornando alla nostra leggenda della Reino Giano, daus che segna a metà del 1300, sicuramente, dins a questi canti si predicava pa l'italiano. L'Italia aveva ancora da rubare, e non aveva ancora mai di cazzentagni. Dunque, si predicava una lingua ben smianta da quella dei trovatori, a quella del sud della Francia. Allora, lo conte che va vos lese sarà in lingua d'oro. Stazione de Rocavion. Una voce dall'altoparlante dice che il treno polpa più continuare, causa pestilenza. Il telefono marca 10 giugno 1348. Va chi so che scapita carche giorno. In tal son viaggio da Napoli verso la Provenza, la reina Giovanna d'Angiò, o reina Giana, come la suonavano da questi canti, aveva pensato bene di si fermare qualche giorno presso il castello delle nostre, da canta Lubec, che porta lo mesmo nome. Alla reina gli piaceva lo soleil, e a chi reluia dalla mattina alla sera, meravigliosamente. La gente beves e di Rocavion, sapendo di sa vengua, le bottighe, per le ciarriere, sulle piazze, pricava die come ad un avvenimento eccezionale. In fin di conto, gli stavano alloggiando una reina, una personalità ricordata fin allora come una brava frema, protettrice del suo popolo. L'aiglo tornavo sobre la montagna, sul lì passavo nostro reino giano, che cosa veire è l'on coronato, si le grampeire della barricado. Tu ci curi un allo su passaggio, tu ci veni un ali far omage, ci portavano de flurs de telo e li donavano d'ogni cosa bello. For la gleio del nostro San Lorenzo, portano la cleio in basi d'argento, e slabbailio che li fai presente, in compagnia l'albo de San Lorenzo. Venesti vostro vite problemi, mettei so causo in fase lo sermè, ma solas già sola guerra es finito, non se pai solobro es pulido. Zaiso paso l'asile, reven la vido, reven lo plaisir. L'aiglo tornavo de sobre dell'es, en bec tenio, en beuliri stress. L'uliri blau traita la montagna, din lo giardin della Reino Giano, le saparsonen de nostro giuisanso, le valsentunen le sansun de danzo. Vivo la reina de nostro montagno, e tu munde caisi l'accompagno.
tipo la reino en bessa baronio, tu cieli mestre de sene scallio, Vierge Mario per plan e montagno, gardo più pio nostro reino giano, Vierge Mario per plan e montagno, gardo più pio nostro reino giano. Ma carche giù da pressa, vengua, gli aveva sciupato un terribile flagello. Morivano gli uomini, morivano le bestie, della malattia desconosciuta, e definia de una cura era buona. I paughi scampà veivano allora la causa di questa pestilenza proprio dins la presenza della reina. Le autorità d'allora sono andate dunque al castello per demandare di lasciare la fortezza e continuare sul viaggio. La reina Giana, offendua, aveva consentito, ma a patto che i trubbè sul de Ciussè a data i sipè. La reina Giana portava una vesta lunga che equatava e de gun aveva calato demandare di descoprire. Dunque, tutti i caglieri che era un pancato un bamalate, avevano lavorato giorno e notte a fabbricare tutte le rase di Ciussè per pulire la scondare. Cura e avevano portato, la reina aveva fatto le prove, senza che loro potessero vedere, ma alla fine aveva detto che de gun non andava bene. I caglieri avevano mai provato, facendo Ciussè di tutte le forme e dimensioni possibili per un pè, ma pare de questa via de gun andava bene per chi pè, che erano divenuti un gran mistero. Dal tempo l'epidemia avanzava. Si allia trovare una soluzione. A che spunge si doveva giocare d'astuzia. Avevano dunque pagato una serventa che aveva spantiato un po' di farina accanto al letto, in maniera che, senza sdonarsi, la reina aveva lasciato le piaie di sipè. S'era parei descoperto un terribile segreto. Le piaie erano di giallina. La reina Giana era allora una maschera. A quel punto gli avevano portato i Ciussè, tante mandate. La reina Giana, come gli ha visto, aveva capito subito di essere stata tradita, ma, fedele alla promessa, laissava finalmente lo castello delle nostre. Partia piurante, aveva ripiassa vita errante, a ora imperiosa e tenuta, a ora evitare e ciassare, a ora un bucai de mesia, a ora oggetto de maledizione.